Allora, torniamo ai nostri temi cari a queste giornate in modo particolare. Abbiamo visto che ci sono tanti sottotemi che sono importanti anche da affrontare, da comprendere bene. Un preciso disegno di legge per il Paese. Chiedo anche di mettere in onda la slide, che era quello che precisava quanto stava dicendo prima la segretaria. Quindi un Paese diviso in tante piccole patrie è rischioso, una verticalizzazione e concentrazione del potere senza precedenti è l'altro aspetto che voi mettete in luce come alert in qualche modo. E questo sottende a questa sensibilizzazione che state facendo. C'è poi il 1° maggio. Questa è la precisazione del discorso che stavo facendo prima della pubblicità, prima, sì, certo. Quindi ho voluto far mettere la slide in modo che la mettano a fuoco i nostri telespettatori, non rientriamo nel merito perché certo, non ne usciamo più vivi, però ho fatto una bella opposizione. 1° maggio, festa dei lavoratori. Ha qualcosa da aggiungere a proposito, segretario? Sì, a parte su questo tema, questo dell'autonomia differenziata, forse è il caso di ritornarci anche sopra un po' più approfonditamente, perché la materia è complessa, insomma, affrontarla in 2 battute è un pochino complicato. La cosa è che il meccanismo messo in campo, che verrebbe messo in campo, è senza ritorno, cioè avviata la fase, diciamo, di rivisitazione dell'impianto nel rapporto tra Stato e Regioni, poi non torni più indietro. Allora questa cosa dovrebbe preoccuparci un po', nel senso, ammesso e non concesso che funzioni, ma se poi verifichi che hai bisogno di rivedere ulteriormente la materia tra 15 anni, questa non la puoi più fare. Certo, allora questa cosa è obiettivamente come dire, che è l'elemento che ci spinge a dire attenzione, insomma, attenzione, perché le regioni hanno già una loro qualche autonomia. Si rischia una paralisi anche qua, lo ripeto, così come la riforma costituzionale. Si fanno delle scelte che guardano ora per ora e non con uno sguardo lungo, che invece è quello che hanno avuto i nostri costituenti, che hanno avuto uno sguardo lungo, cioè hanno pensato una Costituzione che resistesse nel tempo, che resistesse nei secoli, cioè non so come dirla. Qui si pensa a operazioni spot, buone per l'occasione di oggi. Ma c'è la capacità adesso in qualsiasi cosa di andare oltre, di vedere in lungo, perché quello che si diceva sempre, no? Si guarda al diritto, non so, anche dei pensionati eccetera, diciamo ma sì, però guardiamo in lungo, perché i pensionati del domani cosa si troveranno con una riforma che, cioè i lavoratori di oggi può andare bene, ma i lavoratori del domani, cioè sono tutte cose che poi si vedono le conseguenze dopo qualche anno, e a pagarne le ripercussioni sono i più giovani, che poi si adattano necessariamente a quello che succede. Faccio l'esempio perché ormai è eclatante, al di là di tutto, che hanno anche ragione effettivamente. I giovani di oggi, giovanissimi, non pensano più al lavoro definitivo, certo, ma non lo vogliono neanche più. Cioè tu gli proponi un lavoro per sempre, ti guardano giustamente con 2 occhi sbarrati. Che noia, per carità. Sì, questo ma perché? Perché ormai gli hai estremamente sradicato questa prospettiva. Però è vero in parte che poi quando c'è un concorso pubblico per bidello di una scuola ci sono migliaia di giovani che sembrano più ultimidati. C'è stato anche uno recentemente. Comunque sono temi sempre complicati. Io dico che, come diceva uno più intelligente di me, spesso i politici si guardano alle prossime elezioni, avremo bisogno di statistiche che guardano alle prossime generazioni, e questo è il punto, insomma. E lo ripeto, queste scelte su riforma costituzionale e autonomia differenziata rischiano di essere scelte fatte ora per ora e non, diciamo, senza avere uno sguardo lungo, perché sono scelte che rischiano di avere di essere senza ritorno. Cioè, una volta che le hai fatte non torni più indietro, e questa mi pare francamente essere preoccupazione un po' di tutti. Allora, quindi riflettere anche su questi aspetti. Per quanto riguarda il lavoro, è un'altra tematica importante, e va al di là festa 1° maggio, quella della ricorrenza eccetera, ma veramente si sono minate le basi, le fondamenta di quello che è il diritto del lavoro in una situazione un po' di precariato generale, dove però le aziende hanno bisogno di lavoratori stabili, per assurdo, adesso. Sì, beh, è chiaro che questo tema si sono minate queste basi con delle norme che hanno, anche come dicevamo prima, precarizzato il lavoro
intervenire sulle causali del tempo determinato, quindi lasciando libero accesso al tempo determinato non legato a motivazioni precise o la rincorsa che c'è stata in questi anni alla competitività del sistema produttivo basato solo sui tagli del costo del lavoro. Ricordiamo che negli ultimi 20 anni, al 2008 circa ad oggi, l'Ocse ha stimato che l'Italia, il potere d'acquisto dei lavoratori italiani è sceso di circa 10 punti percentuali, e quelli di altri paesi europei come la Francia e la Germania invece sono cresciute del 13, del 10%. Quindi si è intervenuti pesantemente sul costo del lavoro nel nostro paese, rendendo le persone più precarie, il lavoro più povero e di conseguenza creando una situazione di minore giustizia sociale. Ma approfondendo, come dicevamo prima, le disuguaglianze, temi che verranno posti anche al centro del 1° maggio, che è la festa del lavoro dei lavoratori, nel quale insomma saremo in piazza per i temi del lavoro, come dicevamo, della giustizia sociale, ma anche di un'Europa di pace, perché la nostra consapevolezza, la nostra idea è che non possono esistere giustizia sociale, lavoro dignitoso e una piena democrazia in un mondo che è sempre più in guerra. Certo. Ce l'abbiamo alle nostre porte, ce le abbiamo insomma di là del nostro mare, in Palestina, in Iran, insomma con Israele, ma nel mondo ci sono decine e decine di guerre spesso dimenticate. Sì, il 1° maggio lo faremo a Monfalcone. In realtà l'idea era di fare il 1° maggio a Gorizia, poi questo non è possibile per lavori in corso, insomma Gorizia mi abbiamo spostato a Monfalcone, ma perché Gorizia? Ecco, si diceva prima che non molti, anche i giovani, non sanno esattamente il 25 aprile, che giornata eccetera. Tantissimi, ma tantissimi, non sanno che nel nostro paese c'era una città spaccata in due, Gorizia e Nova Gorica. Cioè tutti conoscono il muro di Berlino, quasi nessuno o pochissimi conoscono o hanno conosciuto il muro di Gorizia. Gorizia è una città spaccata in due. Ma addirittura un'abitazione ha un soggiorno da una parte e il bagno dall'altra. Sì, ecco, no. Cioè, è rimasta la divisione, non più con mura, però è rimasta la divisione. Sì, però questa cosa si è diciamo, felicemente risolta ancora già nel 2004, quando la Slovenia ha aderito all'Unione Europea. Tant'è che nel 2004 ci fu una grande festa, un bellissimo 1° maggio fatto appunto a Gorizia proprio per segnare questa data. Volevamo farlo a Gorizia a 20 anni da quel 2004 per dire che cosa? Che i lavoratori, le organizzazioni sindacali eccetera sono stufe, arcistufe di divisioni e di conflitti che non hanno nessun senso. Quindi volevamo tornare a Gorizia 20 anni dopo, diciamo, la caduta di quel muro, per dire occorre far cadere tutti quanti i muri che ci sono. E invece è stata portata a Monfalcone per comodità, insomma, per perché sta facendo dei lavori a Gorizia e quindi abbiamo spostato a Monfalcone, insomma. Esatto. Quindi allora siamo giunti al termine. Come avete visto ci sono tematiche sottese molto importanti che ciascuna meriterebbe un capitolo a sé per essere affrontata. Noi ringraziamo di aver partecipato con noi Silvana Fanelli, segretaria CGIL del Veneto, grazie di averci supportato negli approfondimenti, Massimo Cestaro, segretario SPCGIL del Veneto. Come sempre grazie a voi di aver partecipato, e poi con l'occasione sempre ricordo, visto anche il momento che magari uno ha più tempo di riflettere, andate a far controllare le vostre pensioni presso tutte le sedi di sportelli dello SPCGIL presenti, aperti, basta una telefonata, magari prenotare, ma bene fa, e molti se ne sono accorti. Grazie, buon proseguimento.